Domenica 21 maggio la città di Sora si trasformerà in un vero e proprio ospedale a cielo aperto grazie ai 21 stand presenti lungo Corso Volsci con all'interno i responsabili dell'unità operativa che erogheranno visite specialistiche ai cittadini del territorio. L'iniziativa all'ospedale Scende in Piazza, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata dall'ADO, Associazione Dipendenti Ospedalieri, e patrocinata dalla ASL di Frosinone, dalla provincia di Frosinone e dal comune di Sora. Tantissimi operatori sanitari sono riusciti a dare il loro contributo per questa bellissima manifestazione e io sono molto orgoglioso come Presidente perché domenica, a mio parere, sarà l'evento più bello e prezioso per tutta la comunità, non solo del Sorano ma anche per tutto il territorio della Ciociaria. Credo che un evento così, un evento di questa portata a livello nazionale è difficile trovarlo. Io mi auguro, con tutti i miei collaboratori, con tutti gli operatori sanitari, gli iscritti all'associazione che sono il cuore pulsante di questa manifestazione, riusciremo a farne anche 2 l'anno per dare la possibilità a tutti, dico a tutti, di avere una visita gratuita. Io sono orgoglioso di questa manifestazione e a mio avviso diventerà la punta di diamante per tutta la città di Sora. Un'iniziativa importante, un incontro fortemente voluto sia dai nostri operatori che dagli organizzatori, Pietro Marcelli, che è importantissima perché in qualche modo illustra a tutti quelli presenti, anche con il vostro aiuto, anche la diffusione a tutti i cittadini, quello che è il nostro lavoro, sia in termini qualitativi che quantitativi, perché molte prestazioni magari non vengono nemmeno prese in considerazione dai cittadini pensando che a Sora non si possono svolgere oppure che ci sono delle limitazioni. Invece noi facciamo tantissime cose e sia in termini ordinari che anche straordinari, perché devo dire veramente che l'ospedale lavora al massimo delle sue possibilità sia in attività ordinaria, quindi ricoveri, che anche tutta l'attività di supporto ambulatoriale e diagnostica. Questa è l'occasione proprio giusta per far conoscere quello che facciamo. Non è la prima volta, questa è la terza volta già che organizziamo questa manifestazione e credo che sia importantissima perché ci avvicina di più ai cittadini e soprattutto fa conoscere ai cittadini quello che siamo. E sono molto onorata questa mattina di essere qui in duplice veste, quella di amministratrice, vice sindaco, assessore alla cultura, con il quale ho partecipato all'organizzazione di questa serata, e di responsabile della cardiologia, che poi è la parte principale della nostra vita, quello di cercare di dare cure ai nostri pazienti. La Giornata della Salute è diventato l'ospedale Scende in Piazza proprio per inseguire quest'idea di avvicinamento dell'ospedale alla nostra città, al Corso, dove ci sarà questa grande fiera, quasi mi viene da dire, in cui tutti gli stand porteranno un'espressione di quelle che sono le attività tutti i giorni dell'ospedale, veramente centinaia di prestazioni di tutti i tipi. È stato bellissimo l'impegno di tutti i colleghi responsabili insieme a tutte le equip, le coordinatrici, il personale infermieristico, con una preparazione molto lunga, abbiamo raccolto tantissime prenotazioni. L'ospedale c'è però, questo è il messaggio che vogliamo portare, è vicino al cittadino, domenica Scende in Piazza ma è sempre lì sulla collina di San Marciano a disposizione, cercando di dare la salute, la sicurezza sulla salute, che è la cosa che ci rende più insicuri a questo mondo, a tutti i cittadini del territorio. Noi siamo molto contenti che questa seconda edizione è stata organizzata nuovamente e voglio ringraziare sia da sanitario che da amministratore tutti i medici che hanno dimostrato una disponibilità e una abnegazione per poter invitare i cittadini del nostro comprensorio, soprattutto della città di Sora, a prevenire le malattie che in altri casi potrebbero essere malattie che possono portare anche alla morte. Quindi diciamo la prevenzione sull'ipertensione, problemi, patologie oculari, cardiologiche, vascolari, la prevenzione oggi come oggi è stato visto che è la cosa più importante, quindi grazie a tutti e noi saremo al fianco dei cittadini e al fianco di tutti i pazienti che hanno prenotato. L'amministrazione comunale non può che essere fiera di questo evento organizzato per la prima volta in Italia dell'ospedale Scende in Piazza. Tutti i nostri medici si sono riuniti in una grande squadra per
per far sì che siano al fianco del cittadino come noi ogni giorno cerchiamo di starci. Quindi un ringraziamento a tutti i medici che si sono adoperati per questo grande evento e per il loro grande impegno che stanno mettendo affinché tutto possa uscire nel migliore dei modi. Un'intera giornata dedicata alla prevenzione che testimonia quanto sia importante garantire a tutti un'attività di screening. Saranno a disposizione dei cittadini più di 40 dirigenti medici specialisti, oltre a personale infermieristico, di supporto e amministrativo. Prevenzione al primo posto, vicinanza al territorio. Queste sono le due cose fondamentali a cui teniamo veramente tanto, teniamo tantissimo, e questa è proprio la spiegazione della volontà che è alla base di questa iniziativa, di cui bisogna dare sempre grande merito a Pietro Marcelli, che con la sua incontenibile voglia di fare ci coinvolge sempre tutti quanti. Non è semplice, è un'organizzazione molto capillare, però sono convinto che verrà ancora un'altra volta un grande successo. Prevenzione soprattutto per alcuni tipi di malattie è fondamentale, quindi poter essere il più vicino possibile alle esigenze del territorio per noi è una cosa importantissima, ma soprattutto di grande vanto. Una volta i viaggi della salute erano molto 30 anni che siamo sulle barricate, e da 30 anni a sta parte le cose sono cambiate tantissimo. In questo c'è una grossa volontà degli operatori, ma anche sicuramente un appoggio da parte della direzione sanitaria, sia del presidio sia dell'azienda. Quindi tutto ciò che prima era impossibile fare nel nostro ospedale, man mano la frequenza di queste necessità è andata scemando, riducendosi tantissimo. Noi ce la mettiamo tutta, sia col personale che con le risorse tecnologiche che abbiamo, per cercare di ottemperare al meglio tutto quello di cui c'è bisogno. Ci tenevamo particolarmente a replicare per la terza volta questo evento, perché è importante far capire alla popolazione che noi ci siamo, perché al di là di quello del dire come siamo belli, bravi e buoni, quindi tutto quello che facciamo, il concetto è che noi abbiamo l'obbligo di erogare salute ai nostri pazienti, al nostro territorio. Spesso accade che dal territorio non ci sia questa sorta di affezione nei confronti dell'ospedale, perché c'è ancora un pochettino di esterofilia. In ospedale si fanno tante cose che si fanno anche nei centri romani, anche qui si fanno molto bene. La cosa importante secondo me da sottolineare è anche un'altra. Questo vuole essere un segnale anche per la politica, perché il nostro ospedale, come tutta quanta la ASL, è in difficoltà per il problema del personale. La ASL sta veramente raschiando il fondo del barile, sta cercando di colmare tutte quante le lacune che esistono a livello di personale, a livello di attrezzature, però la politica deve fare la sua parte, perché altrimenti il grosso problema che potrebbe esserci di qui a qualche tempo è vedere una riduzione proprio nella erogazione di queste prestazioni, nella erogazione della salute, e magari arrivare anche a delle scelte che potrebbero risultare impopolari per il territorio. Dalle ore 8:30 alle 13 sarà possibile tagliare gratuitamente i propri capelli nello stand dell'Associazione Culturale Iniziativa Donne di Sora, partecipando così alla raccolta di trecce necessarie per la realizzazione di parrucche organiche che verranno consegnate al reparto di oncologia dell'ospedale Santissima Trinità.